Eccoci allo stadio Mario Battaglini per la quarta giornata della Challenge Cup. Ecco che si legano i due pacchetti di mischia. Grenoble tallona un po' in difficoltà, Frati va a disturbare, poi c'è un crollo della prima linea e c'è un penalty di lontananza dai campi, l'infortunio patito su questo campo a maggio nella semifinale di ritorno. Niente da fare, Davide Farolini. Ecco le prime linee che si preparano per l'ingaggio, arriva il segnale dell'arbitro, palla introdotta, Rovigo vince bene la palla, però attenzione, sta per subire la pressione comunque le terze linee. Ecco Giovannicher che ha la prima percussione del match, seconda fase di gioco, i rossoblu insistono sull'asse verticale, Frati apre a sinistra, Max Ravalle in diagonale cerca di trovare un intervallo positivo, cambia nuovamente fronte di gioco il Rovigo, va a impattare Ross McCann sulla difesa del Grenoble che recupera palla, arriva una buona pressione difensiva ora del Rovigo che è riuscito a organizzarsi immediatamente dopo aver perduto il pallone, però peccato. Recupera palla contro rack del Rovigo, Rodriguez manda dentro una sorta di accademia, ecco, del Grenoble in prima linea. Farolini centra i pali e dunque Rovigo passa in vantaggio al 10° minuto con questo piazzato. E allora andiamo a vedere questa mischia per il Rovigo, un Rovigo che finora in mischia tutto sommato non se l'è cavata male e guadagna un altro penalty, molto bene, molto bene. Primo quarto di gara se ne sta andando e vediamo se sarà un 6-0. Eh sì, violare la linea di meta Rodigina con la progressione di un raggruppamento in piedi. Eccoci infatti come previsto, ahimè, vediamo se i rodigini riescono a mettere una pezza all'avanzamento del Grenoble che mi sembra comunque non riesca tanto ad avanzare, però arriva la meta ora. Ale, non funziona questo calcio e quindi Rovigo a cercare proprio l'impatto quando forse era meglio allargare ancora di più il gioco nel corridoio laterale e obbligare la difesa rodigina a scalare. Avanzamento e ancora un pallone perduto, la sagra degli errori, contrattacco ora da parte del Rovigo. Ngawini comincia con una delle sue, attenzione, una delle sue cavalcate solitarie, ma arriva bene il sostegno rossoblu e si infiamma quindi il Battaglini per questa azione individuale. Ma c'è da dire che Rovigo è molto bravo, ora al contrattacco con una ghiotta opportunità, superiorità numerica, Majstorovic, attenzione, viene messo giù, arriva il sostegno del Rovigo, Rodriguez riprende il pallone, mi sembra Caffini, palla fuori, Rovigo attenzione con la superiorità, insiste sull'asse verticale con Quaglio, vantaggio dice intanto l'arbitro, quindi possibilità di comunque avere ancora il pallone in mano, ancora il tre quarti ala di Auckland che va a fissare la difesa, Rovigo con l'uomo in più a sinistra, attenzione Lubian, guadagna altri 2 metri, arriva il sostegno offensivo, cambia fronte di gioco Frati, Riedo molto bravo a trovare l'intervallo, a guadagnare altri 1,5 metri. Rodriguez serve il pallone a Farolini e poi mettere dentro per il possibile 9-5. Tanti auguri Gio, speriamo di vederti protagonista fino a maggio. Ed ecco il Rovigo guadagna una rimessa laterale e va in spinta col pacchetto di mischia e adesso sta diventando imbarazzante veramente la situazione in difesa per il Grenoble. Rovigo deve cercare veramente di concretizzare ora questa superiorità nel possesso, nel territorio. Grande Jeff, va in percussione sull'asse verticale, Frati apre a sinistra a tutta verso Majstorovic che a testa bassa a cercare di scaraventare la difesa del Grenoble all'indietro e poi ancora con le seconde e terze fasi gli avanti del Rovigo ora non riescono ad avere il giusto punch per perforare la difesa del Grenoble. Chiaramente ci si prova ora con Ngawini
che ancora una volta riesce a mettere in imbarazzo i giocatori francesi della seconda linea di difesa del Grenoble, e poi ancora sono i tre quarti del Rovigo a fare la differenza, ora con pallone per Majstorovic che evita il primo placcaggio. Attenzione, Rovigo non ha abbastanza sostegno in corridoio, altrimenti eravamo già andati in meta, peccato. Ancora Farolini dall'altra parte, quinta fase di gioco, se c'è una sola squadra in campo ed è il Rovigo. Rodriguez dall'altra parte per Ravalle, Max viene messo giù dal tre quarti ala Thierry, un nazionale francese qualche anno fa, e l'arbitro Linton arresta il gioco. E qui aveva imbeccato Ravalle con un pallone a tutta nell'out destro, poi Max è stato placcato, oltre ad altri due neozelandesi. Rimessa laterale, conquistata a due mani la palla da Ri. In spinta il pack del Grenoble, in spinta il pack del Grenoble che va oltre la linea di meta e arriva alla meta da rimessa laterale o da mischia. Poi vediamo che la trasformazione non riesce, l'introduzione di Enrico Ceccato in touche, e vedete molto bravi i francesi nella lettura degli schemi di gioco. E poi ecco un break imperioso e arriva la meta da parte di Kerr. Ora il punteggio vede il Grenoble in vantaggio per 15-12 come volevasi dimostrare. Ancora però Enrico Ceccato al lancio, Boggiani recupera palla, ecco il Pacro di Gino che prova un avanzamento in piedi, mi pare che stia riuscendo bene, palla nascosta, disassata la difesa del Grenoble, avanzamento spaventoso del Rovigo. Dai ragazzi, dai che ci stiamo avvicinando alla meta, sarebbe una meta storica, sarebbe una meta storica, attenzione, e arriva. Mi va a incrementare il punteggio che comunque vede Rovigo avanti 17-15 e arriva inesorabile il fischio dell'arbitro Linton. In effetti Rovigo adesso comincia a essere davvero falloso nel gioco a terra, gioca velocemente, la palla in qualche maniera arriva a Farrell che mette a segno la propria marcatura personale, ma un Rovigo fino adesso che ci è piaciuto. Recupera palla Montariol, il pacchetto del Rovigo in spinta, il pacchetto del Grenoble in difesa. Grande difesa del Grenoble che si oppone con tutti i mezzi, e qui c'è un ingresso laterale, avanzano i rossoblù. Il Grenoble riesce a far crollare il raggruppamento in qualche modo e il Rovigo quindi non riesce più a spingere. Provano con i pick and go i rossoblù, sta per suonare la sirena della partita finita, 80 minuti esauriti. Manghi prende il pallone, scivola e arriva la mischia per il Grenoble e il Grenoble porta a casa la vittoria. Peccato.